Eccoci qua di nuovo in diretta, edizione straordinaria di Antena 3, ve lo ricordo, per seguire questa giornata di lavoro in tribunale a Venezia che porterà al pronunciamento della sentenza nei confronti di Filippo Turetta. Un anno dopo il delitto Cecchettin, Giulia è stata uccisa l'11 di novembre del 2023, ve lo ricorderete bene, il corpo ritrovato una settimana dopo in montagna, in zone di montagna, dove lo gettò Filippo Turetta, che proseguì la sua fuga a quel punto verso la Germania, venendo intercettato a un certo punto quando di fatto rimase in panne perché la benzina era finita con la macchina e la polizia tedesca lo fermò per un controllo e arrestò. Un anno fa, tra 2 giorni, anche i funerali di Giulia e poi questo processo all'unico imputato reo confesso che, lo ricordiamo, viene giudicato per una serie, avvocato Salvalaggio che è qui con me, ben ritrovata, di reati: omicidio volontario, sequestro, porto d'armi, occultamento di cadavere, per cui c'è una sfilza e poi delle aggravanti ne abbiamo parlato e ne riparleremo. Allora io direi, regia, grazie intanto per la collaborazione, di andare di nuovo in diretta da Christian Arboit all'esterno del Tribunale di Piazzale Roma a Venezia, dove si sta svolgendo la Camera di Consiglio, perché i giudici si sono ritirati subito, niente repliche né da parte dell'accusa né da parte delle parti civili né della difesa, e quindi si sono giudici togati e giudici popolari ritirati subito in Camera di Consiglio, annunciando che la sentenza non verrà pronunciata, non usciranno dalla Camera di Consiglio prima delle 15, quindi c'è da aspettare, c'è grande attesa anche lì naturalmente. In tribunale c'è attesa un po' da tutta l'opinione pubblica che vuol vedere, ecco, vuol capire quale sarà la condanna per Filippo Turetta, che, lo ricordiamo, rischia l'ergastolo. Questa è la richiesta della procura. Christian Arboit di nuovo in diretta perché ci offre la testimonianza telefonica proprio di una vittima di violenza, visto che parliamo di questo naturalmente, di femminicidi e di donne perseguitate. Eccoci, Lina, un flash, è una testimonianza importante quella di Cristina, è una vicenda di cui ci siamo occupati molto in questi mesi. Cristina è una donna trevigiana vittima di stalking, che è stata oggetto anche di minacce di morte da parte dell'ex fidanzato. Cristina in questi mesi ha portato avanti una sua battaglia sul corretto utilizzo del braccialetto elettronico. Lei, come altre ragazze, come altre donne vittime di violenza, stanno seguendo la diretta, stanno seguendo lo streaming su Antenna 3, proprio perché vogliono capire cosa accadrà nel pomeriggio. Cristina, buongiorno. Ecco, buongiorno a tutti. Abbiamo raccontato più volte la tua storia. Tu sei stata minacciata di morte, il tuo ex ti ha anche minacciato dicendo appunto ti getto dell'acido, insomma una vicenda drammatica. Tu hai avuto la forza di denunciarla anche grazie a Giulia Cecchettin. Perché questo? Allora, diciamo che purtroppo per cause temporali una parte della mia vicenda si è svolta in contemporanea alle indagini alla morte di Giulia, perché a me il divieto di avvicinamento è arrivato fatalità il giorno prima dell'assassinio di Giulia, e quindi in quel momento mi è scattata dentro una riflessione. Purtroppo Giulia non c'è più, non può raccontarla. Io mi sento fortunata ad essere qua e poter raccontare, e in questo periodo ho continuato a raccontare quello che mi è successo, sia prima, durante il periodo con Violento, che dopo, perché ci sono diversi aspetti che diventano molto comunque difficili da affrontare. Sappiamo che i tempi delle indagini della giustizia non sono velocissimi, e quindi sì, diciamo che in quel momento, quando si cercava Giulia e dopo quando si è scoperto che era stata uccisa, è stato un momento in me che ha fatto scattare questo fatto di dire
sono viva e posso comunque ripartire qualsiasi cosa mi succeda, c'ho ancora la mia vita. E tu, Cristina, hai portato avanti in particolare una battaglia sul malfunzionamento del braccialetto elettronico, quindi poi hai ottenuto anche delle risposte, dei risultati. Diciamo che la vicenda giudiziaria è ancora in corso. Per quanto concerne la vicenda di Giulia, che cosa ti auguri nella giornata della sentenza, della pronuncia? Guarda, molto sinceramente, come sai, ormai ci conosciamo, io sono una persona molto diretta e io non mi aspetto niente di meno che l'ergastolo. Credo che l'ergastolo sia l'unica pena possibile in un caso del genere, altrimenti se non ci fosse l'ergastolo potrebbero comunque crearsi un caso in altro senso, ma ce lo dice, io spero insomma che ho seguito anche la vicenda di Impagnatiello, ha preso l'ergastolo anche lui con 3 mesi di isolamento, per cui io mi auguro che questa pena venga considerata e presa anche in questo caso. Poi sappiamo che in realtà questo è solo il primo grado di giudizio, ce ne sono altri 2 dopo e bisognerà comunque vedere, ma credo che per l'impatto sulle persone e sulla società che ha avuto il caso Cecchettin e anche il caso di Giulia Tramontano sia giusto mandare anche un messaggio di questo tipo sull'applicazione delle pene. Ecco Cristina, ti chiedo un'ultima cosa, tu vivi ancora nella paura, questo è un fatto. Vivo nel senso che è un po', cioè si vive comunque sempre con un occhio di riguardo a dove si va, cosa si fa e con una certa attenzione. La vita va avanti, dobbiamo continuare appunto a viverla lo stesso, essere anche grati di poterla vivere. È chiaro che ci vogliono tanti accorgimenti, pur essendo io comunque il mio un caso seguito con appunto anche il dispositivo anti-stalking che è stato inserito dopo una richiesta di aggravamento di una misura restrittiva e sappiamo che ha dei forti limiti nel funzionamento, però insomma si vive così, cioè comunque devi tenere un po' alta la soglia dell'attenzione. Cristina, io ti ringrazio per questa tua ennesima testimonianza, grazie davvero. Linea, mi sembrava giusto dare spazio anche alle parole di Cristina, una storia di cui ci siamo occupati a lungo e particolarmente significativa in una giornata come questa. A te la linea. Grazie Christian. Tra l'altro oggi, avvocato, a Treviso, in tribunale a Treviso, si apre fatalità, perché questa è la settimana purtroppo dei processi. Abbiamo sentito parlare, no, dell'ergastolo a Impagnatiello, esatto, e fa anche un po' pensare, no, la vicinanza di questi 2 processi, e vedremo oggi come finirà. Ma poi in tribunale a Treviso oggi ci sono 2 udienze. E anche lì parliamo di femminicidi purtroppo. Il caso piuttosto particolare e articolato di Margherita Ceschin, la 72enne ammazzata con una finta rapina in casa a Conegliano, secondo l'accusa su mandato dell'ex marito che non le voleva pagare i 10.000 euro di mantenimento mensile, e quindi ha soldato una serie di personaggi che poi avrebbero eseguito e che sono tutti a processo. Oggi ci sarà un'udienza in realtà tecnica, ma la cosa più interessante, più particolare è che oggi si apre anche il processo per la morte di Vanessa Ballan, che è la giovane mamma di Riese Pio X, ammazzata qualcosa come sto pensando quando è stato ritrovato il corpo di Giulia, un mese dopo il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, quando l'Italia si era detta mai più, e poi invece i femminicidi sono proseguiti purtroppo, e Vanessa venne ammazzata, lo ricorderete, incinta del secondo figlio da un uomo, o quantomeno insomma, il presunto responsabile è eccola qua, Vanessa Ballan, un kosovaro con cui lei aveva intessuto una vicenda, una relazione,
e con cui aveva detto basta, stava ripartendo col compagno, col marito per allargare la famiglia, già mamma di un bimbo, e qui non c'è stato verso, nel senso quest'uomo ha fatto irruzione in casa, ha fatto un massacro, ci sono una serie di prove a carico di questo soggetto e oggi si apre il processo. A proposito di risposta immediata, no, che dicevamo. Purtroppo sì, la risposta non può essere immediata per le ragioni che abbiamo visto prima. Poi, ripeto, c'è anche un po' di ritardo da parte delle dirette interessate, perché magari 90 volte su 100 sottovalutano, pensano che non mai succederebbe da persone con cui hanno avuto anche un rapporto di affetto, di amore, di vicinanza. Non penserebbero mai che una persona con cui sei stato bene possa arrivare a tanto. Purtroppo questo è invece un dato di fatto. A maggior ragione, naturalmente, questo è un altro degli elementi per i quali la vicenda di Giulia Cecchettin ha sconvolto, perché parliamo di ragazzi giovanissimi, alle prime esperienze magari amorose, e una vicenda, insomma, che è andata come lo sappiamo. Che sia un caso alle cronache anche nazionali, diamo uno sguardo all'home page del Corriere della Sera, dove ovviamente il sito dà la notizia della Corte in Camera di Consiglio, sentenza non prima delle 15, e c'è la foto, non so se riuscite a vederla, di Giovanni Caruso che va a stringere la mano a Gino Cecchettin dicendogli: il mio lavoro non è facile. E comprendiamo appunto che anche umanamente, appunto, come ci ha già spiegato più volte e l'ha ridetto a microfono, non è semplice, e comunque c'è stato questo gesto che Gino Cecchettin ha accettato anche dopo lo scambio di cui avevamo parlato poco fa, quando Gino si era detto offeso e umiliata la memoria di Giulia dalla ringa del difensore, che è andato a stringergli la mano. Tutto si sta svolgendo nella assoluta massima civiltà, anche perché, come ha detto 2 volte ormai l'avvocato Tigani, Giulia non c'è più e tutto il resto è processo, purtroppo. E poi c'è un'altra notizia, se torniamo per favore sull'home page, perché in realtà poi qui c'è un problema proprio di crisi dei rapporti e di incapacità di lasciare, evidentemente, perché il Corriere della Sera e i quotidiani oggi danno notizia, e qui c'è coinvolto un altro veneto, un trevigiano, Manuel Bortuzzo, che è di Morgano, tra l'altro, schiaffi e minacce al nuotatore Bortuzzo dopo la rottura di questa storia nata al Grande Fratello VIP con questa sedicente principessa etiope Lulu, che adesso è a processo per stalking, perché a quanto riporta il Messaggero, ha iniziato a perseguitare il nuotatore che l'ha denunciata, e adesso questa Lulu porta addirittura il braccialetto elettronico, per dire, per cui anche a parti invertite ormai, avvocato Salvalaggio, cioè c'è proprio una incapacità di gestire i rapporti. Sì, lo stalking è un reato che non è tipico solo dei maschi, sinceramente. Lo stalking è abbastanza tipico anche delle donne. Anche le donne non accettano la fine delle relazioni, non è una cosa strana. Mentre il maltrattamento in famiglia è difficile che sia a parti invertite, gli atti persecutori si verificano spesso anche se a carico delle donne. Qualche maltrattamento ne abbiamo dato conto anche di recente, sì. No? Addirittura un signore di 20 anni più anziano della compagna, della moglie, preso a padellate proprio la settimana scorsa qua in provincia di Treviso, per cui insomma vabbè, non c'è limite purtroppo. No, anch'io ho difeso una donna in caso di maltrattamenti in famiglia, però ne siamo anche usciti bene, devo dire, quindi bisogna sempre valutare, perché poi dopo nei maltrattamenti in famiglia bisogna vedere, ci deve essere la sopraffazione dell'uno nei confronti dell'altro, mentre nell'ipotesi in cui ci siano dei forti litigi e ci sia una reciprocità nella violenza, negli insulti, nelle minacce, non parliamo più di maltrattamenti in famiglia, ma parliamo di episodi singoli e comunque di situazioni conflittuali gravi. Purtroppo ci sono e ce ne sono appunto sempre di più, perché anche i carabinieri di Treviso ci facevano presente questo, che grandissima parte dei loro interventi ultimamente riguarda proprio litigi. Sono convinta. No? Il che è, tornando al ragionamento della maggiore sensibilità che c'è, anche
un buon segnale, tra virgolette, se a chiamare sono i vicini, nel senso che ci può essere attenzione, no? Dopodiché è vero anche che la gente... può anche essere che uno chiami i carabinieri per qualsiasi cosa, anche per fatti che non sono di rilevanza tale da giustificare l'intervento, perché oggi un qualsiasi litigio, cioè non si può più litigare, che vengono chiamati immediatamente i carabinieri, cioè c'è il rischio che si passi anche all'eccesso opposto e poi che non ci si dia l'importanza che meritano certe situazioni, perché comunque vengono chiamati in continuazione, spesso anche per cose che non sono tali da giustificarlo, e quindi alla fine è la storia del lupo al lupo, no? Per cui si rischia anche questo. Certamente, soprattutto appunto... Quindi bisogna valutare tutte e due le cose. Ci vorrebbe appunto un po' di equilibrio, ma chiaramente in situazioni appunto, che equilibrate l'equilibrio non sono. Che manca. Esatto. Allora, torniamo alla vicenda di Giulia Cecchettin. A Filippo Turetta viene contestata la premeditazione negli ultimi 4 giorni prima del delitto di fatto, dal 7 di novembre, quando comincia a compilare, mentre tra l'altro è al telefono, sta messaggiando con Giulia, questa lista di cose da fare, che poi mette progressivamente in atto. Allora noi andiamo adesso con i contributi al interrogatorio del 25 di ottobre fatto appunto dalle parti, dalla procura e naturalmente poi da parti civili e difesa, di Turetta, che compare in quel giorno in aula per la prima volta, vestito un po' come oggi, tra l'altro, lo si vede, sembra in qualche modo disorientato, fa fatica anche un po' a rispondere, nel senso prende lunghe pause, gira intorno anche a concetti che naturalmente possono essere deleteri, insomma negativi per lui, al fine naturalmente della pena, e questo ci sta. Allora chiederei alla regia di andare a sentire proprio lo spezzone in cui si parla di questa famosa lista su cui l'accusa basa principalmente l'aggravante della premeditazione. Io ho visto che nel memoriale lei si attribuisce sostanzialmente la paternità della lista, quella scritta il 7, che è stata rinvenuta sul suo cellulare. Questo è corretto? Lo possiamo dare come dato assodato? Sì, certo. Ecco, ci chiarisce una volta per tutte, in modo veramente semplice, senza tanti giri di parole, qual è il proposito che la muove quando scrive quell'elenco? Io mi attribuisco, l'ho scritto io quella sera del martedì 7 novembre. In quel momento ho iniziato a fare vari pensieri come appunto come ho scritto, avevo tanti pensieri sbagliati per la testa, tante idee che mi venivano. Va bene tutto, poi... però senta, la domanda è molto semplice. Qual è il proposito quando scrive quella lettera? Perché la scrive e qual è l'obiettivo? Molto semplice. Non ci giri tanto intorno, per cortesia. No, l'ho scritta perché avevo pensato di rapire lei e poi successivamente, dopo qualche tempo, toglierle la vita
e poi a me, insomma, avevo pensato sì di farle, sì. Rapire e toglierle la vita, questo era il proposito quando la scrive? Beh, sì. Per toglierle la vita, quindi rapirla e in secondo momento per togliere la vita, che è già... Quindi già una confessione della premeditazione. No. Lo dice lui, certo. Sì, sì. Ha proprio questo... Sì, poi... Cioè dice ho cominciato a fare cattivi pensieri e sì, la lista era per quello scopo, quindi si fa fatica a smontare anche Tra questa l'altro la affermazione. famosa lista di Turetta non è che, perché poi se ne è parlato tanto, no? Cioè in aula naturalmente, a cosa serve cosa, e ci sta, è corretto, stiamo parlando comunque di un rischio di ergastolo di questo ragazzo, siamo d'accordo, ma qui abbiamo una lista che dice comprare cartina, fare il pieno, bancomat, prendere coltelli, badile, lampada, sacchi dei rifiuti, corde, calzino umido per metterlo in bocca, legare caviglie sopra e sotto il ginocchio, scotch, silenziare puntando coltello, nastro sulla bocca, togliere le scarpe. Beh, il sacco dell'immondizia secondo me è indicativo, cioè mentre gli altri oggetti potrebbero essere utilizzati anche solo per rapire, come ha cercato di sostenere la difesa nella sua arringa, il sacco dell'immondizia faccio fatica che serva a qualcosa di diverso che per conservare il corpo morto. Ecco, Francesco in regia, c'è proprio uno spezzone, no, sui sacchi neri, vogliamo sentirlo? Poco dopo, sì, sì. Grazie alla regia intanto, che ci segue nel nostro ragionamento. Poco dopo questo, eccolo qua in arrivo. Sentiamo. Senta, tra le varie cose che sono state trovate sul luogo poi di ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin c'è un rotolo di sacchi dell'immondizia. È corretto? Cioè ricorda di averli presi con sé? No, è macchina mia per via della lista. Ok, a che cosa le dovevano servire? Lei nel suo memoriale ha scritto probabilmente per disfarmi e gettare via tutti gli oggetti. E questa è la funzione che avrebbero dovuto avere questi sacchi? Appunto ho scritto questo, ho scritto probabilmente che non mi ricordo bene, Senta, non lei lo quella so, lista quindi però l'ha fatta, insomma ci sono scritte delle cose molto precise. A un certo punto c'è scritto sacchi neri dell'immondizia, sacchi dell'immondizia. I sacchi dell'immondizia erano sul luogo del ritrovamento del cadavere. Ora ci dica perché ce li ha messi, insomma, se è questo che ha dichiarato qua, va bene, ok, prendiamo atto di questo. Però insomma, difficile non ricordarsi perché ce li ha messi. Ho scritto probabilmente li ho messi per disfarmi degli oggetti di tutto, però appunto ho scritto probabilmente perché è vero, l'ho scritta io eccetera, però comunque questo non è una cosa che mi ricordo tanto, ecco, sono cose che mi ricordo meglio, altre meno. Allora senta, mi risponda almeno a questo. Questi sacchi quando li ha messi in auto, se lo ricorda? Il giorno 11 o tra il 7 e l'11 quando ha compilato, diciamo, dopo aver compilato questa lista? Deve essere stato tra il 7 e l'11. Quindi prima dell'11? Prima del sabato? Sì. Vabbè. Ecco, questa è la spiegazione più o meno che fornisce Turetta. Che impressione, tra l'altro lei l'avrà visto già altre volte naturalmente questo interrogatorio di Filippo Turetta, che impressione le ha fatto? Secondo lei la perizia andava chiesta oppure no? La perizia psichiatrica? Io non ho avuto la sensazione che fosse una persona poco lucida, cioè anche in questo spezzone che abbiamo appena visto.
non risponde nei fatti, non risponde. Il pubblico ministero, lui è ben chiaro, ha paura di dire a cosa gli sono serviti i sacchi o per cosa aveva pensato di prenderli. Dice probabilmente li ho presi per... Quindi questo non è il ragionamento di una persona che non è lucida, è il ragionamento di una persona che sa bene quello che sta dicendo. Ecco, allora poi continuando sul piano, allora abbiamo parlato della lista e poi c'era appunto, non c'è solo una lista, non c'è solo uccido Giulia o la rapisco, insomma lui ammette più che altro il rapimento, poi risistema un po' le dichiarazioni, no? E l'avvocato punta su questo, certo. Perché dice sì il rapimento... Ho pensato sì, il rapimento era premeditato ma non l'omicidio. Ma l'omicidio vedrò, Poi nulla di definitivo dice, vedrò più avanti. D'impeto. Anche perché ricordiamo che Turetta non solo è stato interrogato, ma ha scritto un lungo memoriale, rivisto più volte, che ha mandato alla procura. E infatti il PM nella sua requisitoria glielo sfoglia... contesta, certo, esatto, sì. glielo contesta. Allora non c'è solo il rapimento di Giulia e vedremo, anche se lui lo dice, e poi in un secondo momento toglierle la vita, ma c'è poi la fuga, perché tutte queste cose servono anche poi ad allontanarsi. Certo. Perché preleva al bancomat, perché poi il PM glielo dice quante volte lei prelevava al bancomat, insomma lo faceva normalmente oppure no, perché sennò c'è tutto un piano prestabilito eccetera. La fuga e lui poi dice anche il togliersi a sua volta la vita, azione che poi racconterà più avanti di non aver avuto il coraggio e per fortuna, insomma aggiungiamo noi umanamente, per amor di Dio ovviamente, di farlo. Allora sentiamo appunto l'ospezione sull'ipotesi del piano. Difficile da ammettere, però sì, quella sera quando ho scritto quella lista facendo questi pensieri appunto ho ipotizzato questo piano, questa cosa di poter fare questa cosa, in un eventuale futuro momento di rapirla con me, stare qualche tempo un po' insieme, poi farle inevitabilmente del male e sì, togliere la vita. Senta, quando lei dice che il suo proposito, quello che ha appena detto, era di fare queste azioni in un momento futuro ed eventuale, che cosa intende? Non so, in quel momento, come dicevo, avevamo ci eravamo appena salutati da poco litigando, io ero arrabbiato, facevo tanti pensieri e non avevo provavo risentimento pensando al fatto che avessimo appena litigato, che fosse un bruttissimo periodo e io volessi tornare insieme, e così, non so, in quel momento in un certo senso mi faceva piacere, non so, scrivere questa lista per sfogarmi, ipotizzare questa cosa, perché mi tranquillizzava in un certo senso, non so come dire, cioè nel senso pensare comunque che le cose potessero cambiare, non...
Sempre nel 9 lei ha fatto, risulta abbia fatto ricerche dal proprio cellulare su come un'auto possa essere rintracciata, è corretto? Sì, sì. Di quale auto si trattava? Cioè qual era, diciamo, nella sua testa l'obiettivo di questa ricerca? Di quale auto si sarebbe trattato eventualmente? Beh, si trattava della mia auto e appunto era una ricerca perché sempre, cioè, ipotizzando un'eventuale fuga per non essere, cioè dopo averla rapita e essere insieme in macchina, non essere rilevato con la macchina. Ecco, queste le parole, avvocato Salvalaggio. Allora c'è anche di fatto l'ammissione, no, del piano di fuga per se stesso, ovviamente, perché qui Sì. diciamocelo, cioè, non emerge la volontà di fuggire con la ragazza, lui è consapevole che può gestire un'adulta che non vuole stare con lui solo per poco o solo costringendola con la forza. No, è consapevole, anche se quello che ha detto inizialmente fa pensare che lui avesse sicuramente programmato il rapimento e poi si vede, nel senso, per stare un po' di giorni insieme, e dopo eventualmente toglierle la vita, e nell'ipotesi di toglierle la vita fuggire, ovviamente. Io la intendo che se lei avesse accettato di tornare insieme a lui di buon grado probabilmente sarebbe finita lì. Se invece lei, come poi evidentemente è avvenuto e come era prevedibile peraltro, si fosse ribellata in qualche modo, non avesse accettato di buon grado di stare con lui, lui l'avrebbe uccisa e poi avrebbe cercato di scappare, e l'ha fatto con una certa lucidità, perché va addirittura a studiare, a verificare come fare per evitare di essere rintracciato con quella macchina, con quella sua macchina in particolare. Cioè lui l'ha studiato tutto il piano, anche nei minimi particolari oserei dire, per cui faccio fatica a dire che non ci sia la premeditazione, che ci sia solo il progetto di farlo, perché poi nei fatti avviene. Sì, e tra l'altro prova che l'ha studiato è anche il fatto che insomma ci si è impiegato una settimana a trovare questo signore qua, cioè nel senso a trovare il cadavere, certo. Ecco, per carità, oggi ci sono una serie infinita di strumenti, c'è le telefoniche, vabbè, passaggi, certo, targa system, certo. passaggi autostradali. Sì, non è stato in grado di superare quella che è la tecnologia di oggi nel suo pensiero. Sì, perché comunque è stato intercettato nei passaggi, esatto. E poi è finita la benzina e anche lì quanto puoi fuggire se non hai, se ti bloccano i conti, se non hai chissà quanti soldi, eccetera. Andremo avanti poi ad ascoltare altri spezzoni, noi ci fermiamo per qualche altro istante di break, restate con noi. Ben ritrovati, ritorniamo in diretta da studio con questa edizione straordinaria che abbiamo avviato alle 9:25, 5 minuti prima dell'inizio dell'udienza, ultima udienza di questo primo grado del processo a Filippo Turetta, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin l'11 novembre del 2023. A poco più di un anno si arriverà alla sentenza. Non ci sono state repliche del pubblico ministero Andrea Petroni né delle parti civili che rappresentano i familiari di Giulia Cecchettin né della difesa dell'avvocato Giovanni Caruso che rappresenta l'unico imputato per la morte della 22enne di Vigo Novo. Non ci sono state e dunque il presidente della Corte Stefano Mancuso ha fatto ritirare in Camera di Consiglio i giudici togati e popolari, annunciando già, anche per comodità naturalmente rispetto alle tante persone che fanno parte di questo processo, che la sentenza non verrà pronunciata prima delle 15. Allora noi continuiamo ad ascoltare spezzoni dell'interrogatorio del 25 di ottobre di Filippo Turetta, in particolare la parte che riguarda le armi, le lame, i coltelli che Turetta aveva in macchina. Risultano almeno 2 coltelli di quelli utilizzati per le aggressioni, diciamo così.
Vorrei sapere quando li ha messi in auto. Non mi ricordo quando, ma quei giorni di quella settimana deve essere stato uno di quei giorni, ecco. All'epoca del primo interrogatorio disse: li avevo messi perché avevo avuto pensieri di suicidarmi e di usarli, cioè di ammazzarmi, e li avevo messi lì, li tenevo per casomai usarli. E precedentemente aveva dichiarato che li aveva messi il giovedì. Quindi che se li era portati insomma in giro per 3-4 giovedì, venerdì, sabato, 3 giorni. No, allora come dicevo, sì, non so quando li ho messi, non so se ho detto giovedì o ho detto a caso, non so, deve essere stato comunque uno di quei giorni lì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, cioè non saprei, comunque sì, uno di quei giorni lì. Prima del sabato o lo stesso sabato? Prima. Va bene. Senta, vuole dire altro? No, niente, è sempre quell'altra domanda sul primo interrogatorio che ovviamente ok, la risposta valido. sul perché, cioè non lo so, la conferma o no? Dice il perché era, li avevo messi per suicidarmi? No, sì, appunto. Li aveva messi per quello? No. Appunto sempre al fine di questa lista di Guardi, eventualmente anche in questo caso le leggo il passo che ha scritto, così andiamo più veloci. È sempre pagina 18 dell'ultima memoria che lei ha scritto, sotto la voce coltelli, dice: li avevo presi da qualche giorno in quella settimana perché pensavo di usarli per aggredirla. Sì, questa. Sì, certo, l'ho scritto, è quello, ovviamente è difficile dirlo a voce, quindi comunque quello sì. Va bene. Ecco, chiaramente Turetta, una delle cose che più difficilmente poteva giustificare era la presenza di questi coltelli in macchina, anche perché si fa presente durante l'interrogatorio che non parliamo solo di coltelli da cucina presi lì all'ultimo momento, ma anche di 2 coltelli, dice il PM, più importanti. Quindi anche quelli evidentemente, no, cosa ci fa? Sì, infatti per un rapimento credo che siano difficili da giustificare obiettivamente. E appunto che comportano tra l'altro una delle accuse, no? Questo porto d'armi con cui è stato poi trovato tra l'altro c'è uno dei coltelli che si spezza, insomma tutta una cosa abbastanza impressionante, devo dire, della furia con cui è stato compiuto questo delitto. In più fasi, perché poi sappiamo che Turetta ha ripercorso il primo litigio con Giulia a Vigonovo, il tragitto in cui lei è già è pienamente consapevole dell'intento di Turetta, e poi quello che ha fatto l'aggressione finale, diciamo, a Fossò, tanto che, lo ricordiamo, i comuni di Vigonovo e Fossò avevano chiesto di potersi costituire parte civile in questo procedimento, venendo respinti, probabilmente un atto più simbolico. Cosa dice avvocato, che altro? Sì, sono stati giustamente respinti perché non ci sono elementi giuridici che lo consentissero, però sì, è comunque un segnale di una certa sensibilità anche da parte dell'amministrazione pubblica. Esatto, tra l'altro questi sono naturalmente 2 comuni che hanno vissuto giorni di indagini serrate, e poi anche tutto quello che è stato lo slancio delle persone, la commozione generale, perché lo ricordiamo, nei primi giorni, poi quando si seppe che Giulia purtroppo non c'era più,
non solo c'era chi lasciava fiori, pupazzetti, scritte, lettere fuori da casa Cecchettin che era diventata un po' il simbolo naturalmente, perché lo ricordiamo, quando i ragazzi erano ancora scomparsi e quando cominciava purtroppo a delinearsi anche l'ipotesi peggiore. Esatto, l'ipotesi peggiore, casa Cecchettin, dove c'erano i nastri rossi, perché ricordiamo che Giulia di lì a 4 giorni, il giovedì, lei è morta il sabato. Esatto, il giovedì si sarebbe dovuta laureare, la gente aveva cominciato, eccola qua, a portare ricordi, fiori, eccetera. Naturalmente quando si è saputo della scomparsa di Giulia, scomparsa intesa come morte purtroppo di Giulia, ancora di più, e il comune di residenza, il comune di Vigonovo, accettò poi di far portare tutto questo materiale sui gradini del municipio, dove poi venne anche affissa quella gigantografia di Giulia sull'altalena, che ha fatto naturalmente il giro d'Italia, e vorrei dire, eccola qua, anche d'Europa, perché poi Giulia è stata citata anche da von der Leyen. Insomma, è un caso che ha colpito anche oltre i nostri confini nazionali. D'altro canto siamo di fronte proprio alla totale sproporzione di fatti, di cose rispetto alla vita di questa ragazza, e poi a una ferocia che stiamo raccontando che contrasta completamente con un'immagine come questa, no, avvocato? Assolutamente, certo. E abbiamo detto che la gente è stata molto colpita, ecco, da questo fatto. Se ne è fatto un gran parlare anche del motivo per il quale ha colpito forse più di altri casi. È chiaro che la dinamica di tutti questi fatti, il fatto della scomparsa dei 2 ragazzi, le ricerche per giorni, i genitori che si sono esposti, perché poi è stato molto d'impatto l'appello che fecero Gino Cecchettin insieme al papà e alla mamma, no, di Filippo Turetta, pregando sti ragazzi di tornare a casa qualsiasi cosa fosse capitata. C'è stato un momento in cui si sarebbe accolta ovviamente qualsiasi notizia che non fosse chiaramente un intento omicidiario da parte di Filippo nei confronti di Giulia. E poi purtroppo le ricerche che hanno portato all'esito drammatico. Allora, ecco qua, noi ci stiamo collegando in diretta, eccola qua, la nostra Ilaria Marchiori, l'altra inviata in tribunale a Venezia, che con Sandro Ponchio. Ilaria dall'inizio di questo procedimento sta seguendo dall'interno dell'aula il processo a Filippo Turetta, ma Ilaria, tu sei stata anche uno dei colleghi che ha vissuto i giorni, no, all'esterno di casa Cecchettin a Vigonovo, e poi tutto quello che ne è seguito, naturalmente i primi appelli dei genitori, poi purtroppo l'esito drammatico, le ricerche di Filippo e poi adesso la parte giudiziaria. Allora, siete riusciti con Sandro Ponchio a sentire lo zio, è così, di Giulia, che è lì presente? Vediamo se mi sente. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai nostri telespettatori, come hai... Sì, io vi sento, mi sentite? Mi sentite? Ok. Mi dicono che ci sentite, scusate. Come hai anticipato appunto tu, Lina, la vicenda è stata seguita proprio dall'inizio, proprio dal primo giorno, il primo giorno in cui raccogliamo proprio l'appello dello zio Andrea Camerotto, lo zio di Giulia, che quel giorno aveva detto ai 2 ragazzi: vi prego, tornate, anche se in realtà le speranze erano davvero ormai pochissime, ma ancora non si sapeva con certezza, perché si sperava in un epilogo diverso. Ora siamo riusciti a fermarlo, a intercettarlo un'altra volta qui al di fuori dall'aula. Come potete immaginare, questa non è una giornata semplice per nessuno dei familiari, per lui stesso compreso. Lui ha parlato delle lacrime versate durante l'interrogatorio in aula nelle udienze precedenti da Filippo Turetta. Lui dice non piange per Giulia, lui piange per se stesso, perché si rende conto di quello che ha fatto. Forse adesso, dice, se ne sta rendendo realmente conto,
conto e quindi quelle lacrime non sono per lei. Dice non la l'ha nominata neanche nel suo memoriale, che tra l'altro lo zio stesso ha definito un memoriale molto, molto infantile, come era stato scritto sia proprio nella scrittura che nei concetti. E poi ancora si augura che la fondazione di Gino Cecchettin, suo cognato, dice forse non avrà i suoi effetti subito, ma dice a lungo andare ci auguriamo che possa avere i suoi effetti e che possa dare dei risultati. E poi ancora ha parlato della violenza contro le donne, ha detto che per lui adesso ogni vittima è guardata con occhi diversi dopo quanto accaduto a Giulia e dopo il caso che è diventato quello di Giulia, che ha smosso tante coscienze. Ma sentiamo proprio le sue parole in questa intervista. Ci sono dei desideri nella famiglia, ma non siamo noi che decidiamo, quindi attendiamo fiduciosi la sentenza giusta per Filippo. Ho già detto che non vincerà nessuno. Sì, l'ho scritto ieri, non vincerà nessuno perché noi abbiamo perso Giulia, la famiglia di Filippo ha perso Filippo. Filippo resterà quello che è, insomma, a prescindere dalla condanna, dalla durata della condanna, lui rimarrà sempre l'assassino di Giulia. Ecco, questo lo sento dentro di me, lui non può, perché la giustizia gli dà la possibilità di risollevarsi socialmente, uscire dal carcere e non essere più l'assassino di Giulia. Lo sarà sempre e questo è il suo più grande peso. Giulia ha detto che non l'hanno convinta le lacrime di Filippo in aula. Sicuramente sì, è già passato un mese da quando insomma gli hanno fatto l'interrogatorio. Io non l'ho sentito emotivamente vicino alla tragedia che ha creato. Lui si sta rendendo conto, si è reso conto in questo periodo che probabilmente anche i suoi avvocati e le persone che lo seguono in carcere l'hanno fatto consapevole di cosa sta andando incontro. Io penso che una persona che è stata libera fino a un anno fa e si ritrova a dover pensare di passare la sua vita, insomma la sua giovinezza in carcere, lo facciano piangere. Lui non ha mai nominato Giulia nel suo percorso, nel suo interrogatorio, o forse una volta. L'ha nominata pochissimo anche nel memoriale, scriveva lei, io l'ho letto quel memoriale. L'ho trovato anche un po' insulso, se vogliamo, nel modo di scrivere, insomma non era così da ragazzo di 22 anni, sembrava più da ragazzetto, insomma crudo, immaturo. A voi famiglia non ha neanche mai chiesto scusa? Beh, lui l'ha detto direttamente in aula quel giorno, non mi sento di chiedere scusa, bisogna anche provarci, io credo che bisogna anche provare. Allora, premetto che io non sono per il perdono, io non sono per il perdono, io non perdonerò mai chi ha ucciso mia nipote e mi sono reso conto che non perdonerò mai chi fa del male alle donne. Prima non eravamo coscienti, mio cognato l'ha detto, anch'io ero come mio cognato, si leggeva la notizia, si assaporava la disgrazia, si girava pagina e ognuno ha la propria vita. Bisogna farsi delle domande da ora in poi. Per questo c'è la fondazione che porta il nome di Giulia, che per voi è importante. Sì, la fondazione, io non faccio parte della fondazione, l'ho ripetuto tante volte, ma sono contento che mio cognato abbia intrapreso questa strada importante e sono pronto a dargli sempre una pacca sulla spalla perché vada avanti, perché con questa fondazione aiuterà i giovani a dialogare tra di loro e insieme alle persone che lo aiutano. Insomma. Voi oggi vi aspettate l'ergastolo? Avete fatto il funerale a Giulia, un ricordo di Giulia, perché è giusto tutto questo? Un ricordo sono tutte le persone che ha coinvolto Giulia e
inconsapevolmente ovviamente, perché lei non c'era più, però le sue foto, i suoi sorrisi, la sua storia che abbiamo raccontato in quella settimana di ricerca l'ha fatta conoscere all'Italia intera. Io ringrazio tutte le persone che ci sono state vicine, che continuano ad esserlo, con messaggi d'affetto per la mia famiglia, insomma. Che effetto le ha fatto se tu lo potessi? Io non voglio parlare con Filippo, io non ho nessuna intenzione di... per me Filippo non esiste più, farà la sua vita, per me Filippo non esiste più. La sua famiglia, il suo fratello hanno detto che è sangue del loro sangue e che seguiranno Filippo, come è giusto che sia, lo seguano loro, noi abbiamo altri interessi, maturare la nostra situazione familiare, restare uniti. Io non mi faccio coinvolgere da altre situazioni che potrebbero crearmi dei disagi interiori. Filippo ha fatto le sue scelte e se le porterà avanti, la famiglia di Filippo seguirà Filippo. Chi vorrà seguire la famiglia di Filippo lo farà, io sono per la mia famiglia. Che effetto le ha fatto sentire la difesa di Filippo? Che comunque era stata usata. Sì, ecco, la crudeltà c'è stata e l'abbiamo vista sotto tanti aspetti. E anche i tempi contano come crudeltà. Da Vigonovo, dove l'ha aggredita una prima volta, 20 minuti, 25 di strada per arrivare a Fossò. Sceso dalla macchina, c'erano le tracce di sangue il lunedì mattina che avevamo visto, che percorrevano quel tratto di strada dove lei ha tentato di scappare, e quindi mettiamo altri 2-3 minuti. Ecco, in quella mezz'ora lui aveva modo di redimersi, di ritornare in sé. Non lo ha fatto ed è stato veramente crudele perché l'ha aggredita troppe volte in troppo tempo. Che effetto le ha fatto sentire che la difesa di Turetta ha chiesto le attenuanti, ha cercato di smontare quelle che invece erano le aggravanti per l'ergastolo? Hanno fatto il loro lavoro, delle parole però in più ci sono state, insomma io penso che l'ergastolo è solo, non è reale come dato di fatto, insomma. L'ergastolo non è inumano, l'ho ripetuto in diverse occasioni, l'ergastolo non è inumano, non stiamo uccidendo nessuno, non ci prendiamo la briga di uccidere nessuno, una persona paga per quello che ha fatto, l'inumanità sta in altri fatti, nella crudeltà, nella violenza, nella premeditazione, nell'uccidere qualcuno, quello è inumano. Ecco, la difesa di Filippo fa bene ad esserci, come è giusto che ci sia, ma certe parole in più ci sono state. Quindi oggi vi aspettate l'ergastolo? Mi aspetto quello che deciderà la giustizia. Ultima cosa, Giulia, colpisce un po' che Giulia comunque abbia continuato a star vicino a questa persona, per quanto fosse veramente opprimente oltre ogni limite. Allora, io ho conosciuto mia nipote per 22 anni e conosco la mia famiglia. Siamo una famiglia, insomma, di persone per bene, persone buone che se possono danno una mano. Giulia era come noi. Giulia voleva con la sua amicizia riuscire ad uscire da questa situazione sgradevole, e i 15 punti che Gino ha fatto uscire nei giorni scorsi della sua percezione di difficoltà ne parlano chiaro, ma lei non ha affrontato il discorso in casa, ha tentato di risolverlo da sé, di uscire da sola da questa situazione terribile, e ci dispiace di questo, di non averlo saputo prima. Perché non c'era percezione di chi fosse realmente Filippo, del pericolo che forse Giulia già correva? Per quanto mi riguarda l'avevo visto poche volte, quindi non potevo saperlo. Anche in famiglia da Gino non sarà entrato chissà quante volte, e comunque un ragazzo che si presentava per bene. Quanti figli nascondono delle cose personali ai genitori, per cui ci incolpiamo di non averlo saputo prima, anche se qualche piccola cosa però era talmente
piccola e non eravamo pronti ad affrontare, cioè non eravamo pronti a immaginare che potesse scaturire in questo. Ecco. Andrea, Giulia è diventata la figlia, la sorella, l'amica di tutta Italia, le vogliamo davvero tutti bene. Sì, questo lo so. Ci regali un ricordo tuo personale? La sua voce che ho pubblicato qualche giorno fa nei social, che si preoccupava di dirci ciao, sto bene, voi come state? Ed è dolcissima, la voce di Giulia è il ricordo più bello che mi rimane insieme ai suoi sorrisi. Allora, ce l'ha ricordato Ilaria Marchiori prima. Andrea Camerotto è stato il primo a parlare dei familiari, il primo a rivolgere l'appello, sempre, devo dire, sempre con la stessa sobrietà e lo stesso garbo, per cui davvero da ringraziare anche da parte di noi operatori dell'informazione. Ha detto delle cose molto importanti di cui parleremo tra pochissimo anche con l'avvocato Salvalaggio. Adesso vorrei ridare la linea a Cristian Arboit in diretta dal Tribunale di Venezia, perché con il primo avvocato di Filippo Turetta, il primo avvocato che seguì la famiglia nei giorni disperati della ricerca di questi ragazzi, Emanuele Compagno. Cristian. Sì, Lina, esattamente così. Emanuele Compagno è stato il primo difensore di Filippo Turetta, il difensore d'ufficio. Era subentrato il giorno prima il ritrovamento del corpo di Giulia tra Barcis e Piancavallo, quando era stata formulata per la prima volta l'accusa di omicidio nei confronti di Filippo Turetta. Lì è subentrato l'avvocato Compagno e lì abbiamo cominciato a conoscerlo. Insomma, ritorniamo a un anno fa, erano fasi concitatissime, erano giorni anche prima di angoscia, poi di un dolore profondo e anche sordo. Lei è stato il primo a mettersi in contatto con Filippo Turetta il giorno del ritrovamento dell'auto e poi appunto di Filippo sulla strada verso Lipsia in Germania. Quindi quella prima telefonata, che cosa si ricorda di quella prima telefonata, avvocato Compagno? Beh, allora io ovviamente non posso dire che cosa ci siamo detti durante la telefonata, però posso dire quello che io ho provato, una grande sensazione di dolore. E come diceva giustamente lei, una grande sensazione ma anche di impegno per il lavoro che stavo facendo, e forse anche era un po' un mondo in cui io ero un po' al centro dell'attenzione e noi eravamo un po' al centro dell'attenzione con questo caso a livello anche forse planetario, perché anche ne ha parlato anche il New York Times, quindi voglio dire fu qualcosa di veramente molto forte. Lei sentiva la pressione, sentiva che qualcosa stava succedendo, insomma, anche a livello mediatico. Bravo, sentivo proprio la pressione, sentivo la responsabilità, sentivo questo senso di dover difendere una persona che comunque non avevo ancora mai visto, quindi anche la difficoltà di svolgere questo lavoro e questo ruolo che ero chiamato a fare, però farlo sempre con coscienza e con rispetto di tutte le posizioni, di tutte le norme di legge, quindi questa forte senso di responsabilità di cui lei appunto parlava. Di quella telefonata che cosa si ricorda? Lei non vuole giustamente entrare nel dettaglio, ma che cosa si ricorda? Come le era apparso Turetta? Ma è apparso un po' come poi lo abbiamo visto, insomma, anche se è interrogatorio, con questo suo modo appunto di esprimersi, esattamente come lo abbiamo visto, quindi non ci siamo detti tante cose, è stato più per me un momento di grande impatto, ecco, di grande impatto e molto, molto forte, poi fa parte della nostra professione, quindi il nostro ruolo lo dobbiamo portare avanti con grande rispetto, professionalità. Senta, avvocato, lei poi ha fatto anche da tramite con i genitori di Filippo Turetta, che in questo processo sono un po' i grandi assenti, ovviamente è una situazione molto delicata. Lei li ha più sentiti? Che ricordo ne ha? No, allora io non li ho sentiti direttamente in maniera, diciamo così, significativa, c'era stato qualche accenno, qualche saluto, questo sì, ma io il ricordo che ho è di una famiglia normale, una famiglia di persone che hanno provato e stanno provando, credo, un forte dolore, una forte sofferenza per tutto quello che è successo. I loro pensieri sono sempre lì, i loro pensieri sono sempre su questa vicenda, su questo dolore, quindi questo è quello che ho
come li ho conosciuti, ecco, con me sono sempre state delle persone molto attente, molto cordiali, insomma, ecco, persone che potremmo definire le persone di una famiglia come tante, ecco. Lei poi ha rinunciato all'incarico sostanzialmente. Sì, poi è subentrato il difensore di fiducia e opportunamente va avanti il difensore di fiducia nell'assistenza, insomma, del caso, ecco, come è normale che sia. Ecco, non le chiedo commenti sull'operato del professor Caruso, ma lei si sarebbe comportato a livello processuale perlomeno nella stessa maniera? Io non posso commentare il lavoro dei colleghi e sono proprio l'ultimo che lo può fare, proprio perché non ho più visto il caso, quindi non ho più conosciuto i dettagli del caso, quindi non mi sento assolutamente di commentare in nessun modo quello che è stato fatto. Penso che sia stato fatto, a mio avviso, posso semplicemente dire il meglio in quel caso specifico. Ecco, Serviva una perizia psichiatrica secondo lei in questo processo? Questo, guardi, anche questa è una valutazione che deve essere fatta in coscienza e conoscendo le carte. Chi non le conosce, chi non conosce direttamente le cose, secondo me nemmeno può arrivare al punto di spingersi a dar consigli oppure fare delle scelte processuali diverse. Poi, ognuno di noi magari nella propria coscienza lo può pensare, ma poi bisogna essere dentro il caso per poter dare una risposta a questo. Ecco, per quel poco che lo ha conosciuto, che ci ha parlato, come lo descriverebbe il Turetta? Io quel poco che l'ho visto è quello che avete visto voi sulla stampa, sui giornali, sui media e no, non posso dare delle definizioni, non mi sento proprio di dare definizioni, non sono né uno psichiatra né una persona che può dare delle definizioni sulla persona, assolutamente. Una vicenda grande che probabilmente l'ha segnata anche professionalmente, no? C'è stato un prima e un dopo l'incontro con Turetta, o comunque il fatto di essersi occupati di questo caso? Sì, diciamo è stata una vicenda molto significativa che mi ha sicuramente segnato, nel senso che lei si può immaginare io oggi, come mi posso anche sentire sapendo che oggi c'è la sentenza di un caso così importante che quantomeno ho incrociato anch'io per un breve periodo, è qualcosa che sicuramente mi fa sentire la responsabilità del caso e mi fa sentire l'attenzione anche della mia persona verso questo caso. La richiesta del PM è quella dell'ergastolo. Giovanni Caruso ha definito l'ergastolo una pena addirittura degradante, inumana e degradante. Anche questo vorrei un commento da parte sua. Turetta merita l'ergastolo? Anche questo io non lo posso dire perché direi qualcosa di oltre quelle che sono le mie conoscenze. E allora che cosa si augura l'avvocato Emanuele Compagno, primo difensore di Filippo Turetta? Ecco, le chiedo questo, mettiamola così. Che la Corte decida nel migliore dei modi, nel senso decida come ritiene opportuno decidere, tutto quello che la Corte deciderà non posso fare altro che da spettatore e da cittadino che osservare e prendere atto di quello che la Corte dirà, perché non posso dare nessuna valutazione sul caso. Sono sicuro che la Corte farà il loro mestiere in piena coscienza e sapranno dare la condanna nella maniera più opportuna possibile. Questo ne sono certo. Conosco anche i giudici, sono due giudici di grande esperienza, di grande coscienza, quindi sono sicuro che la Corte saprà fare molto bene il suo lavoro. Grazie. Prego. Avvocato Compagno, grazie davvero, la lascio alla sua udienza, grazie, arrivederci. Ecco, Lina, anche l'avvocato Compagno è stato un testimone di questa vicenda. Prima parlavi dello zio Andrea Camerotto, in quei giorni concitatissimi, ecco, sembra passata per certi versi un'eternità, è passato un anno. Tra l'altro il 5 dicembre dell'anno scorso si erano tenuti anche i funerali della povera Giulia, e quindi adesso siamo al dunque, stiamo arrivando al dunque, ci arriveremo probabilmente nel primo pomeriggio con il verdetto.
dei giudici della Corte d'Assise qui a Venezia. Ti restituisco la linea con Simone Merlo. Grazie Cristian. Avvocato, prima della pubblicità si è trovato all'epoca l'avvocato Compagno davvero un peso, dicevamo, gigantesco sulle spalle, no? È un avvocato giovane, alle prese con un caso di rilevanza nazionale e le cui prime fasi richiedevano... Immagino la difficoltà in cui si è trovato un giovane, come abbiamo visto, probabilmente anche iscritto nel registro, nell'albo dei difensori d'ufficio da poco. Lì capita, chi capita, non è che venga scelto, cioè viene scelto secondo un meccanismo che consente di non poter scegliere. E trovarsi in una situazione del genere, deve essere stato veramente difficile. Lo comprendo. Anche perché c'era da una parte un delitto consumato e dall'altro una fuga in corso, per cui... Certo, devi anche saperti, però ho potuto vedere che è un bravo giovane. Sì, ha risposto bene alle domande del collega. Ha risposto bene, sì, perché le domande suggestive che gli sono state fatte lui ha risposto bene, anche sul discorso della pena, dell'ergastolo, eccetera. È corretto. Devo dire che, non spetta a me dirlo naturalmente, però c'è un equilibrio, una sobrietà anche nei legali che compongono, no, questa assemblea processuale che è... Sì, ammirevole. Abbiamo sentito lo zio di Giulia dire che laddove l'avvocato Caruso dice che l'ergastolo è una pena inumana, sia andato sopra le righe. Sull'opportunità di mantenere una pena di questo tipo si può discutere fino a che si vuole, nel senso che è una questione proprio di coscienza di ciascuno di noi, credo. Un dato di fatto è che c'è nella legge e quindi non è che possiamo appellarci all'umanità o meno della pena. È prevista dal codice e fino a che non avremo un Parlamento che la elimina, il giudice è tenuto ad applicarla, laddove vi siano i presupposti, naturalmente. Io posso dire questo. Certo, è lo stesso discorso che ha fatto l'avvocato Compagno, naturalmente senza spingersi a dare una valutazione sull'ergastolo o meno, a prescindere che è stato avvocato d'ufficio di Filippo Turetta, ma chiaramente... c'è una valutazione che è tutta legata alle contestazioni e a quello che la legge prevede, che in questo momento in Camera di Consiglio stanno facendo per quantificare la pena da erogare a Filippo Turetta o appunto arrivare all'ergastolo. Noi ci dobbiamo fermare per un altro velocissimo break, torniamo tra poco, poi sapete che da mezzogiorno ritorneremo, naturalmente continueremo di fatto questa diretta con la nostra consueta prima edizione. Eccoci di nuovo in diretta da studio, edizione straordinaria in attesa della sentenza del processo a Filippo Turetta, in corso a Venezia la Camera di Consiglio. I giudici si sono ritirati subito, di fatto alle 9:30, come vi abbiamo già spiegato, raccontato, per decidere quale sarà la pena per Filippo Turetta, accusato naturalmente dell'omicidio un anno fa di Giulia Cecchettin. È stato un processo a tappe ravvicinate e anche poche udienze. È iniziato il 23 di settembre, c'è stato poi il 25 ottobre l'interrogatorio dell'unico imputato reo confesso dell'omicidio e del sequestro di Giulia Cecchettin. L'omicidio è avvenuto l'11 novembre, il corpo, lo ricorderete, l'11 novembre era un sabato dell'anno scorso, quando i due ragazzi andarono alla Nave De Vero, al centro commerciale, per comprare il vestito che doveva servire a Giulia per la laurea, che poi appunto cerimonia che poi purtroppo non avvenne mai, se non alla memoria della ragazza, e da lì ci volle una settimana circa per il ritrovamento del corpo, di cui Filippo si era disfatto prendendo la strada della montagna e poi proseguendo verso il confine senza il corpo di Giulia e venendo poi rintracciato in Germania. È di fronte alla giustizia, l'abbiamo detto, contestati omicidio volontario e una serie di reati collegati a questo, il sequestro, a questo piano
che secondo la procura lui aveva ingegnato appunto per uccidere Giulia nel caso non fosse tornata con lui e poi disfarsi del corpo. Queste sono le immagini che fecero i colleghi, che fece il nostro Lucio Zanato all'epoca nella zona di Barcis e poi appunto dove venne trovato il corpo della 22enne massacrata di coltellate di fatto da Filippo Turetta. Abbiamo sentito in questa prima parte una serie di contributi, gli avvocati raggiunti da Christian Arboit e anche lo zio di Giulia. Sappiamo che in aula è presente anche Gino Cecchettin, c'è stata una stretta di mano con l'avvocato Caruso, l'avvocato di Filippo Turetta, che gli ha detto la cosa più ovvia e più sensata naturalmente che in questo momento poteva dirgli: il mio mestiere, il nostro mestiere anche di difensori non è facile, e l'abbiamo raccontato. Allora, con l'avvocato Katia Salvalaggio, che ringrazio per la disponibilità per questa diretta, che ci dà uno sguardo naturalmente da addetta ai lavori su questo caso, avendone purtroppo vissuti anche altri, tanti altri efferati purtroppo, e non facciamo classifiche di efferatezza, però insomma davvero che fecero la cronaca purtroppo per mesi. Andiamo a sentire un altro stralcio dell'interrogatorio di Filippo, in particolare su un altro oggetto che lui si era portato, vediamo se la regia ha preparato quello, su un altro oggetto che lui si era portato nella sua famosa lista delle cose da fare che aveva iniziato a stendere il 7 di novembre, un badile di cui naturalmente chiede conto il pubblico ministero Andrea Petroni in aula. Sentiamo. Rispetto al rapimento e all'idea di rapimento che dice animava questa lista e alla presenza nella lista del badile, che rapporto c'è anche in questo caso tra badile e rapimento? Potrebbe essere stato che io lo abbia scritto appunto per, oltre appunto a, sì, non so, eventualmente occultare il corpo, potrebbe essere, sì, che avessi fatto in quel momento, o anche, cioè nel mentre che pensavo a come sarebbe dovuto essere questo piano, ipotizzavo se poi cosa avrei potuto fare ipoteticamente se utilizzare il badile per una cosa del genere. La risposta è quella sostanzialmente che è scritta, mi pare di capire. Sì. Aveva ipotizzato di seppellirla. Sì, forse. Sì, può essere stata un'ipotesi, poi comunque no. Questo insomma anche quello che ha riferito Turetta in aula rispetto a questi strumenti che non è consueto avere in macchina, e torniamo sul tema di questa premeditazione che è difficile non riconoscere, avvocato. Direi di no, lo dice anche che l'aveva scritto per l'ipotesi che dovesse disfarsi del corpo, lo dice chiaro. Allora, la tesi della difesa è: ma in realtà era un progetto ipotetico, ma non significa che poi era proprio l'intenzione, era la preordinazione, la preparazione del piano per dopo da realizzare. Il punto è che invece il piano è stato realizzato, questo è il problema serio. Non possiamo sostenere che fosse solo l'intenzione, che poi magari non sia realizzata e quindi in quanto tale non punibile, ma qui abbiamo l'organizzazione di qualcosa che poi è stato pedissequamente eseguito, per cui faccio fatica a pensare che non riconoscano questa aggravante.
E poi c'è tutto l'altro aspetto che abbiamo detto, no? della grande impressione che questo caso a livello nazionale ha suscitato in questo anno. Sono aumentate considerevolmente le denunce per maltrattamenti, per violenze, per questo genere di reati, per paura di uomini che possano arrivare a fare quello che nessuno, soprattutto Giulia, avrebbe pensato che Filippo purtroppo facesse. Così non è stato. E poi c'è stato, lo citava anche il nostro Christian Arboit poco fa, il 5 dicembre, quindi siamo a ridosso dell'anniversario, il funerale di Giulia, che Vigonovo era troppo piccola per ospitare. Era un caso ormai che appunto aveva suscitato commozione davvero dappertutto, e quindi si decise di celebrare i funerali di Giulia Cecchettin. Poi col proseguo di questa nostra diretta di oggi, in attesa della sentenza, sentiremo magari anche le voci a Santa Giustina a Padova di quella cerimonia, ma ci piace finire questa prima parte di diretta con il rumore che venne fatto per Giulia all'esterno, all'uscita del feretro da Santa Giustina. Rumore che commosse fortemente i Cecchettin, tutti quanti, a cominciare da Papagino, i figli, Elena, Davide, nel sentire come era stato raccolto l'appello di Elena Cecchettin, la sorella maggiore di Giulia, che aveva detto non minuti di silenzio. Poi da lì è diventata una prassi questa, l'abbiamo vista anche in Consiglio regionale l'altra settimana. Non silenzio, ma rumore per Giulia. Sentiamolo. La gente comune, la piazza che così manifestò la propria vicinanza, la propria indignazione per la morte di Giulia Cecchettin quel giorno a Santa Giustina. Oggi la gente, l'opinione pubblica aspetta di capire la giustizia cosa deciderà nei confronti di Filippo Turetta. Allora io per questo momento ringrazio l'avvocato Katia Salvalaggio della disponibilità, ma rimanete con noi perché noi ci fermiamo per qualche istante tecnico necessario. A mezzogiorno ripartiamo con la prima edizione, con le altre notizie dal territorio, sempre rimanendo in attesa della sentenza Turetta, attesa non prima, così ha detto il Presidente della Corte, delle 15. A tra poco.